Vuoi sapere di cosa si vive? Me lo chiedi. Ma io cosa dovrei dirti, Donna Maria? Dovrei dirti che si vive di fragili equilibri, di balzi, di rimbalzi. Si vive di occasioni, di fragili illusioni, di attimi infiniti, di infinite delusioni. A volte si vive di solide certezze, di sensi e controsensi. Si vive di successi e di lavoro quotidiano, di sudore della fronte e di paura di sudare. Si vive anche di intime emozioni, di canto, controcanto. Si vive degli amori e di come se ne vanno, di tenere carezze e spesso di quotidiana indifferenza. Sì, di questo si vive, Donna Maria. Di questo e di tanto altro. Niente di eccezionale. A volte si vive di lucide visioni, di analisi, di sintesi, di dolorosi intenti e sorprese inaspettate. Si vive di intelletto, ma si opera di pancia. Eh sì, Donna Maria, si opera di pancia. Ma si vive, e questo è quello che conta, perché di vita ne abbiamo una sola. Questo è quello che conta, Donna Maria. Vivere, respirare, cogliere l'attimo, perché l'attimo non torna più. Ce ne saranno altri, ma quello non torna più. Sì, Donna Maria, credo che sia questo. E poi si vive sulla strada. Con la strada si mangia. Si vive esponendosi al ludibrio e al commento, con il ventre di qualcuno spesso premuto sul mento. Si vive di questo e di quello, rubando tempo al tempo. Si vive contro vento, oppure implorando il vento, di confusione, silenzi e di solitudini, a volte amiche. Eh sì, Donna Maria, si vive stando attenti a non andare troppo lontano. A un certo punto si vive di risparmi, per non morire di stenti, guardandosi allo specchio e cercando il proprio volto, quel volto, il proprio volto. Ma che vuoi? Si vive. E in fin dei conti è questo quello che conta, Donna Maria. È questo quello che conta. Non so se ti ho risposto. Io non ho risposta. Avrei tante domande, ma forse ho anche paura delle risposte, Donna Maria, perché si vive sempre di fragili equilibri, di balzi e di rimbalzi, guardandosi allo specchio e cercando il proprio volto. Un bacio, Donna Maria. We'll always find a way.